È quasi tutto pronto per portare i tamponi rapidi a scuola in attesa della messa a regime anche dei test rapidi antigenici mini-invasivi. Quasi tutto pronto perché mancano ancora le autorizzazioni dei genitori necessarie per poter intervenire laddove vi sia un caso sospetto o confermato di positività. Intanto, dopo l'emanazione a fine settembre delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico e dopo le linee di indirizzo della Regione Veneto, l'ULSS 2 si è subito messa in azione. L'ASL 2 è già appunto una partita con diciamo, tutto come dire, l'organizzazione per poter effettuare i tamponi a scuola e per comunque consentire anche ai dirigenti scolastici e ai genitori di avere anche un'informazione sulla natura di questi tamponi e come verranno effettuati. Domani pomeriggio l'ULSS incontrerà i dirigenti scolastici della Marca. L'ASL ha organizzato con i dirigenti scolastici una videoconferenza appunto per esporre, eventualmente anche chiarire eventuali dubbi con riferimento a quello che è contenuto nelle linee di indirizzo della Regione Veneto e quindi che tipo di tamponi saranno effettuati, appunto a quale scopo e poi anche illustrare quali saranno gli interventi che sono comunque esplicitati nelle linee di indirizzo nel caso in cui si dovesse ravvisare un caso conclamato o comunque sospetto di appunto positività. Nelle linee di indirizzo regionali è allegato anche il modello di autorizzazione preventiva per le famiglie. Che i dirigenti scolastici dovrebbero appunto richiedere ai genitori di firmare, quindi al fine di acconsentire ai tamponi qualora appunto sia necessario intervenire tempestivamente. Io penso che già da lunedì stesso, nel momento in cui appunto i dirigenti riceveranno il modello, questo modello verrà inoltrato ai genitori, quali naturalmente se vorranno potranno esprimere il loro consenso preventivo.